Adunata di Genova, tra una tappa e l'altra le penne nere sono accompagnate anche dai sindaci. Tribunale della Pedemontana, la consigliera regionale Martini, errore dire no a Bassano. Il territorio dell'Ulsette si contraddistingue per numero di donazioni di sangue in tutta la regione. Quasi 9 anni di reclusione per 5 degli autori dei roghi alle pizzerie della famiglia Cuti. Ragazzino rischia di annegare in Brenta e dai volontari che lavorano sul fiume arriva un appello. Ignora l'alta della polizia locale, scappa, trattiene Sarcedo, 23enne ubriaco denunciato. Alla Pirani Cremona una domenica con i bimbi in corte per divertirsi in famiglia. Sconterà 23 anni l'ex vigilessa Diletta Miatello per l'omicidio dei genitori. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Bassano. Come avete sentito dai titoli, la grande festa degli alpini e il grande abbraccio di Genova alle penne nere. Siamo nel pieno della 97esima adunata. Ora, come ieri sera, noi ci colleghiamo adesso con il nostro inviato Lucio Zanato. Lucio, buonasera. Buonasera da Genova. L'immagine più bella di questa prima giornata dell'adunata nazionale è questa salita, la salita di San Lorenzo. Guardate già quante penne nere ci sono, ma soprattutto quante famiglie e insomma quanta presenza ci sia per questa 97esima adunata nazionale degli alpini. E questo forse è la migliore risposta alle polemiche dei giorni scorsi sulla presenza, ma soprattutto su la possibilità che gli alpini non venissero o comunque non fossero ben accolti da questa città. Siamo qui alla salita di San Lorenzo perché oggi pomeriggio è iniziata la seconda parte, diciamo così, degli atti ufficiali di questa prima giornata della 97esima adunata nazionale, ovvero con la sfilata dei vessilli dal Porto Antico fino a Piazza De Ferrari, che è il cuore sostanzialmente della città. Alle 19 circa, quindi tra qualche minuto, dovrebbe partire invece la sfilata dei gonfaloni, dell'abaro dell'ANA, del vessillo della sezione di Genova e della bandiera di guerra, e poi naturalmente ci saranno i discorsi di benvenuto alla città. Discorsi di benvenuto alla città importanti perché stanno a suggellare, diciamo così, quella che è l'amicizia, chiamiamolo così, o l'abbraccio, come ha detto la sindaca Silvia Salis proprio questa mattina nel corso delle prime manifestazioni. Alle 9 c'è stata l'alzabandiera, poi alle 10:30 l'onore ai caduti nella piazza della Vittoria, sotto l'arco della Vittoria, sempre qui a Genova, e poi naturalmente l'inaugurazione della cittadella militare che caratterizza le adunate nazionali. Proprio in questa situazione Silvia Salis ha proprio detto: Genova vi abbraccia, e poi si è rivolta ai giovani perché copino lo spirito di servizio delle penne nere. Alpini, faro per il futuro dell'Italia, è stato, oltre che essere lo slogan di questa adunata nazionale, è stato anche il punto su cui ha sviluppato diciamo così, il suo intervento il presidente nazionale Sebastiano Favero. Ma per tutto quello che è accaduto io direi di ridare la linea allo studio e dandovi appuntamento questa sera nel corso di Focus avremo un collegamento davvero particolare dal Porto Antico. A voi la linea. Grazie a Lucio Zanato. Sono appunto migliaia gli alpini in viaggio verso Genova. Fra partenze all'alba e rancio in autogrill, le penne nere sono accompagnate anche dai sindaci. Partenza all'alba, direzione Genova. Poi una pausa in autogrill come da tradizione. Un viaggio in allegria e in amicizia per gli alpini delle sezioni di Marostica e Asiago. Altri li seguiranno nelle prossime ore, altri ancora domani e qualcuno all'ultimo momento, giusto in tempo per essere presenti all'ammassamento e per sfilare davanti alla città imbandierata domenica mattina. Pure loro si fermeranno in autogrill per il rancio, per una fetta di soppressa. Naturalmente e rigorosamente di casa non ci sono alternative per un bicchiere di vino e una canzone in compagnia. Se poi ci sono anche il sindaco di Marostica Matteo Mozzo e quello di Rozzo, l'alpino Lucio Spagnolo, è come se con le penne nere ci fosse l'intera comunità in un grande abbraccio collettivo fra amici. Come sempre
sempre Rete Veneta seguirà l'intera adunata fino a domenica, il momento clou con lo sfilamento di oltre 80.000 penne nere, le emozioni e le voci del grande evento. Anche voi potrete partecipare con i vostri messaggi da casa per esprimere il vostro affetto e il vostro saluto alle penne nere. Torniamo ora a parlare del Tribunale della Pedemontana. La consigliera regionale Martini replica alla commissione del Comune di Vicenza che ribadisce il suo no. Non andremo a drenare nessuna risorsa a Vicenza, al Tribunale di Vicenza. Tribunale di Vicenza che è già considerato in forte flessione e addirittura sede disagiata. Quindi, aprendo un altro tribunale, daremo solo una mano a snellire quello che è l'iter burocratico delle pratiche che giacciono a Vicenza. La consigliera regionale Morena Martini replica così alla commissione del Comune di Vicenza che boccia il Tribunale della Pedemontana. Le risultanze della prima commissione consigliare di Vicenza mi lasciano sinceramente basita e senza parole. E che cosa ci potevamo aspettare da Vicenza se non una presa di posizione, l'ulteriore presa di posizione contro l'istituzione del Tribunale di Bassano, accampando delle scuse e delle giustificazioni che non hanno senso. È la prima volta in tantissimi anni che abbiamo la possibilità di avere un briciolo di autonomia, un territorio, il bassanese, il cittadellese, il trevigiano con Castelfranco, chiede l'istituzione del Tribunale della Pedemontana. Il governo ha già detto di sì e si formano dei comitati del no. È una cosa pazzesca e anacronistica. Io penso che sia veramente una questione che non deve avere un colore politico, non deve essere né di destra né di sinistra. Voglio inoltre sottolineare le parole dell'onorevole Maschio, che è il presidente della commissione alla Camera Giustizia. L'istituzione di un nuovo tribunale nella zona del Bassanese, nella nostra Pedemontana, darà la possibilità di poter istituire una seconda corte d'appello. È quello che sperano gli avvocati e i magistrati da tantissimo tempo e potremo ottenerla solo attraverso l'istituzione del Tribunale della Pedemontana. Il territorio dell'Ul7 Pedemontana si contraddistingue per numero di donazioni di sangue in tutta la regione, come conferma la nuova direttrice dell'attività trasfusionale, la dottoressa Anna Colpo. La medicina trasfusionale è una branca che è assolutamente trasversale a tutto l'ospedale, quindi senza la medicina trasfusionale, senza il sangue dei nostri donatori, l'ospedale non va avanti. Così la dottoressa Anna Colpo, fresca di nomina come direttrice dell'unità operativa complessa dell'attività trasfusionale all'Ul7 Pedemontana, che ha ben chiari gli obiettivi che intende perseguire. Sicuramente portare avanti del lavoro grandissimo che è stato fatto da chi mi ha preceduto e cercare di potenziare ulteriormente appunto quello che è in essere. Sicuramente la collaborazione con le associazioni dei donatori di sangue, che in questo territorio le associazioni e la donazione è assolutamente molto radicata. Una cultura della donazione che, seppur il momento critico a livello generale, seppur il calo registrato soprattutto nel periodo Covid, vede l'azienda sanitaria della Pedemontana distinguersi in positivo rispetto al resto della regione. La flessione si è registrata un po' ovunque, in questo territorio forse ne abbiamo risentito un po' meno, però sicuramente la fidelizzazione dei donatori è qualcosa che deve continuare ad essere fatto. Nel Bassanese abbiamo un numero attorno alle 10.000 donazioni. Il dato importante è quello che sicuramente abbiamo aumentato e potenziato la raccolta del plasma. Proprio la raccolta del plasma diventa una sfida per il reparto diretto da Colpo. Con la raccolta del plasma noi produciamo dei farmaci che sono dei farmaci salvavita, come l'albumina e le immunoglobuline, e quindi sicuramente la sfida è quello di andare a potenziare questo tipo di donazione, oltre chiaramente a mantenere la donazione del sangue. Ricordiamo che per ogni donazione noi aiutiamo 3 pazienti, perché dalla donazione di sangue intero noi otteniamo le emazie concentrate, otteniamo anche piastrine e plasma e quindi possiamo aiutare più pazienti contemporaneamente. 8 anni e 8 mesi di reclusione per 5 degli autori dei roghi alle pizzerie della famiglia Cuti di Rosà e Cassola.
È arrivata la sentenza per gli autori dei 2 incendi dolosi che tra gennaio e maggio 2024 devastarono le pizzerie d'Acuti di Cassola e Villa d'Acuti di Rosà. Miroslav Mikic, ritenuto l'esecutore materiale, è stato rinviato a giudizio. Il processo inizierà il prossimo mese di luglio. Per gli altri 5 giudicati con rito abbreviato, il GUP Mantovani ha disposto 2 anni e 8 mesi per Paride Mariani, ritenuto il mandante, 2 anni e 4 mesi per Stjepan Baricevic, mentre per Felon Baricevic 1 anno di reclusione. 1 anno e 4 mesi di carcere la pena comminata a Ljubomir Miladinovic e Darko Mijalovic. Nei confronti della famiglia Cutillo, costituitasi parte civile, seguita dall'avvocato Luca Milano, è stata stabilita una provvisionale immediatamente esecutiva di 40.000 euro come anticipo al risarcimento del danno. Si parla di centinaia di migliaia di euro che dovrà essere stabilito dal giudice in sede civile. Un ragazzino questa mattina ha rischiato di annegare in Brenta e dai volontari che lavorano sul fiume arriva un appello. Oggi è successo un increscioso episodio che ha visto dei ragazzi che hanno affrontato questa rapida senza nessun dispositivo di protezione individuale, quali salvagenti, caschi, eventuale muta, con delle canoe improvvisate da questa spiaggia. E uno è caduto, ha perso la canoa e ha rischiato di annegarsi. Attimi di grande spavento questa mattina lungo il Brenta, dove alcuni ragazzini si sono lanciati in una discesa del fiume in canoa senza le dovute precauzioni. Uno di loro si è ribaltato ed è riuscito a salvarsi solo aggrappandosi a una roccia prima di essere trascinato via dalla corrente. Subito sono scattati i soccorsi, sul Brenta sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, ma del gruppo di improvvisati canoisti non c'era traccia. Le imbarcazioni sono state ritrovate lungo le spiagge del Brenta e confermavano i sospetti degli esperti come Ivan Pontarollo, che vive del fiume e sul fiume. I ragazzi infatti hanno usato mezzi senza protezione, non avevano il salvagente, i caschi e tutto quel che serve per affrontare una discesa in sicurezza. Il Brenta è sicuro, dicono, dei tanti gruppi che organizzano attività nell'asta a nord di Bassano, ma solo se affrontato nel modo giusto oppure affidandosi a chi lo conosce bene. Ha ignorato l'ALT della polizia locale ed è scappato nella notte tra Thiene e Sarcedo, ma la fuga è durata pochi minuti. Il 23enne ubriaco denunciato. È stato inseguito per alcuni chilometri a sirene accese dalla polizia locale. È successo dopo che al posto di controllo serale della polizia locale nord-est vicentino, in zona Ponte di Ferro a Thiene, un'utilitaria non ha obbedito all'ALT e il conducente, un 23enne di Sarcedo, si è dato alla fuga verso il proprio paese. È scattato così l'inseguimento da parte della pattuglia. Dopo diversi chilometri l'auto è stata raggiunta e bloccata nel territorio appunto di Sarcedo. Il 23enne è stato sottoposto all'etilometro che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a circa 4 volte il limite di legge. Per lui sono scattati i provvedimenti previsti: denuncia alla magistratura per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'orario notturno, oltre alle sanzioni per le violazioni commesse durante la fuga. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per 360 euro con la decurtazione di 25 punti dalla patente. L'episodio, sottolinea il Consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino, rientra nell'ambito dei controlli sul territorio per garantire la sicurezza della circolazione stradale. Domenica una giornata di giochi e tempo libero per bambini e famiglie alla Fondazione Piriani Cremona. Una domenica nel cuore di Bassano per i bimbi, in corte, assieme alle mamme e ai papà per giocare e crescere in allegria. Una mattina speciale per bambini fino ai 6 anni e per i loro genitori, con i laboratori in cui sperimentare con le mani, i sensi, il corpo e con le emozioni, tutti assieme. L'appuntamento è nella sede della Fondazione Piriani Cremona in via Museo 23 dalle 9:30 fino alle 13. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 24 maggio. L'evento è organizzato dalla Fondazione con la Città dei Ragazzi. Si svolgerà lunedì prossimo il funerale del volontario Giuseppe Zanon, morto mentre riparava il tetto della bocciofila a Villa d'Asolo.
Eseguita l'autopsia, è stato dato nelle scorse ore il nulla osta per la sepoltura di Giuseppe Zanon, il volontario di Villa d'Asolo, morto lunedì pomeriggio cadendo dal tetto della bocciofila che stava sistemando. Una vicenda che ha scosso l'intera comunità, sotto shock per la perdita improvvisa di un uomo che tanto ha dato al paese e che tanto continua a dare nonostante il suo decesso, visto che come ultimo gesto di generosità ha donato gli organi. Il funerale di Zanon si terrà lunedì prossimo, l'11 maggio alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Villa, mentre domenica sera alle 19 sarà recitato il rosario. Durante il rito funebre saranno raccolte offerte da devolvere alla Fondazione Robert Holman, che dà in Italia consulenza e sostegno a bambini con deficit visivo e alle loro famiglie. Democrazia e nuove generazioni. Stasera a Remondini una serata speciale dove la parola passa anche ai giovani. Il tema di questa ricerca è in che modo i ragazzi si sentono a casa loro nella democrazia. Per arrivare a provare a rispondere a questa domanda, ovviamente la ricerca è stata molto ampia, ha toccato molti temi, non tutti verranno presentati venerdì, venerdì saranno presentati in particolare quegli aspetti che i ragazzi e le ragazze hanno ritenuto più coinvolgenti per loro. Per far questo abbiamo intervistato 1600 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19 anni e ben 1000 adulti che abitano nello stesso comprensorio. Adolescenti e sentimenti democratici, dai numeri della ricerca alle esperienze di ragazze e ragazzi. Questo è il tema della serata in programma l'8 maggio alle 20:30 nel ridotto del Teatro Remondini. Un'iniziativa congiunta nata dalla collaborazione tra l'Associazione 26 settembre 1944 Vittorio Andolfatto, il Centro Romano Carotti, È il Momento, Focus e il gruppo 8 marzo. Ma questa volta la modalità è diversa. Parteciperanno al dialogo anche alcuni studenti e studentesse del Bassanese e dell'Altopiano che in principio avevano compilato il questionario online. Diventa così un vero confronto tra giovani e adulti. Noi giovani cercheremo di portare quella che è la nostra esperienza all'interno di questo mondo e cercheremo di farlo parlando appunto di noi stessi in prima persona e soprattutto di quello che abbiamo analizzato andando a vedere appunto questi dati. Quello che per noi è molto importante è il fatto che finalmente si possa parlare con i giovani di quello che pensano i giovani, perché molto spesso si tralascia questa parte. Restiamo a Bassano, grande festa dei popoli alla scuola primaria Canova. Dal Brasile all'Ucraina, passando per Marocco, Cina, Italia, il parco della primaria Canova di Bassano si trasforma in un piccolo mondo con stand e bancarelle organizzati dai genitori dei bambini e delle bambine che frequentano la scuola di Santa Croce. La festa dei popoli racconta attraverso 10 paesi la bellezza della diversità. Con gli insegnanti abbiamo pensato che fosse utile e necessario organizzare proprio una giornata della festa dei popoli. È una festa che si ricorda per tutto l'anno e anche l'anno successivo. Sono tutti entusiasti e veramente un grande grazie ai genitori perché mettono il cuore in tutto quello che fanno in questa scuola. L'originalità di tutti questi paesi nuovi rende questa giornata bellissima perché impariamo le nuove culture ed è sempre bello scoprire insomma il mondo. Ci sono anche popoli nuovi, tipo come la Cina, il Brasile, la Tunisia mi sembra. Per scoprire altri popoli è bello. Spesso noi non sappiamo dove viene uno e dove viene l'altro e per questo ci aiuta a conoscerci e a fare nuove amicizie. Questo ci fa vedere che siamo tutti diversi e che tutti i paesi sono bellissimi. Abbiamo scoperto tante cose, balli, cibi, quindi è stata veramente bella questa giornata. È anche bella la diversità tra tutte le persone del mondo. Bellissima questa festa perché è basata sulla diversità. È stato bello anche perché i genitori si sono resi disponibili per farci vedere la loro cultura. Per me poter viaggiare senza salire in aereo oggi è veramente emozionante e meraviglioso perché sentire tutti questi profumi, colori, i bambini molto felici di festeggiare appunto la diversità è bello. E adesso invece alcune notizie dal territorio.
Una camminata per il dono si svolgerà domani pomeriggio sul Monte Grappa, l'escursione guidata a San Giovanni ai Colli Alti. L'iniziativa è promossa da AIDO assieme al coordinamento trapianti di Bassano e gode del patrocinio dei comuni di Solagna e Valbrenta. Corso di formazione per conduttori dei gruppi di cammino Walking Leaders a Rossano Veneto. L'incontro, che rientra tra le attività promosse dall'UL7, ha l'obiettivo di fornire strumenti pratici e motivazionali per la gestione dei gruppi locali. Domenica 10 maggio, in occasione della festa della mamma, ingresso gratuito ai musei e alla Torre Civica di Bassano. Potranno usufruirne le donne che, con uno o più minori, potranno visitare anche la mostra Olivetti, l'arte di comunicare, e le permanenti di Palazzo Sturm. Sabato 16 maggio dalle 14.30 torna a Santa Giustina in Colle, negli impianti sportivi di via Trieste 24, il torneo di calcio categoria piccoli calci per non dimenticare, in memoria delle vittime della strada. Diletta Miatello non presenterà ricorso in Cassazione, diventa definitiva la condanna a 23 anni per l'omicidio dei genitori. Condanna definitiva per Diletta Miatello, l'ex vigilessa urbana d'Asolo ma residente a San Martino di Lupari, sconterà oltre 23 anni di carcere per l'omicidio dei genitori, Mariangela Sarto e Giorgio Miatello. La difesa ha deciso di non ricorrere in Cassazione. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia è diventata dunque definitiva. I fatti risalgono alla notte tra il 26 e 27 dicembre 2022, nell'abitazione di famiglia di via Galileo Galilei a San Martino di Lupari. La madre 84enne Maria morì dissanguata durante l'aggressione con 24 colpi alla testa. Il padre Giorgio, di 89 anni, inizialmente sopravvisse ma morì 2 mesi dopo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nell'aggressione. In appello la pena era stata ridotta rispetto ai 28 anni inflitti in primo grado grazie a un concordato tra accusa e difesa. Restano confermati anche i risarcimenti ai familiari, 100.000 euro alla sorella Chiara e 15.000 euro alla nipote come provvisionale. Dopo la detenzione nei penitenziari di Verona e Trento, Diletta Miatello è stata trasferita nel carcere femminile della Giudecca a Venezia, dove ha manifestato l'intenzione di riprendere gli studi universitari. È iniziato oggi ufficialmente il Cittadella International Film Festival. È la prima edizione del Cittadella International Film Festival, un'idea di Jacopo Dotti partorita ancora 5 anni fa e che oggi trova appunto i suoi albori, i suoi natali, insomma, con accesso gratuito, quindi la possibilità di vedere degli ottimi film e poterli insomma gustare nel panorama storico-culturale della nostra città. Il cinema è protagonista fino al 10 maggio con la prima edizione del Cittadella International Film Festival, che trasformerà la città in un vero e proprio palcoscenico dedicato alla settima arte. 40 opere selezionate da più di 24 paesi nel mondo. Abbiamo una vasta selezione di tipologie di opere, quindi abbiamo cortometraggi, documentari, AI video, music video, animazioni. Ci saranno tutta una serie di attività, una mostra d'arte cinematografica, abbiamo dei talk, abbiamo delle presentazioni di libri, abbiamo workshop sulla realtà aumentata e l'intelligenza artificiale. Un evento internazionale frutto di un enorme lavoro di squadra. Fin da subito Cittadella è sembrata la cornice ideale. L'aura magica, quel sapore veramente timeless, quindi senza tempo, che sanno dare questi borghi, sa dare ovviamente il nostro territorio, un qualcosa che ci invidiano da tutto il mondo, quindi perché non valorizzarlo? Un settore, quello del cinema indipendente, che tuttavia di questi tempi attraversa diverse difficoltà, ma c'è ancora chi continua a credere con forza in progetti come questo. Abbiamo bisogno di persone che investano, abbiamo bisogno di persone serie che credano in questo settore, e il segnale è arrivato da alcune nonne cinefile di Cittadella che hanno rinunciato per 2 mesi a un po' di soldi della loro pensione per investirle sui giovani. Questa sera alle 21:15 il consueto appuntamento con Focus, condotto dal nostro direttore Luigi Baccialli. Tra gli ospiti Fabiano Barbisan, Vinicio Corrient, Carlo Cunegato, Michele Favero e Antonella Tocchetto. Ed è tutto anche per oggi dal TG Bassano, grazie per averci seguito e buona serata.